Qual è la sua professione all'interno della struttura? Sono infermiera di sala operatoria. Ecco, si può continuare così? Assolutamente no, assolutamente no. Quali sono i suoi turni, ci racconta? Noi lavoriamo in diurno e reperibilità per le urgenze, ma spesso e volentieri lavoriamo ininterrottamente, i fondi per tutto il resto ci sono fuori che per noi lavoratori. La sanità privata, in un certo qual modo, è quella sanità che sta dietro alla sanità pubblica, ma non per questo dobbiamo essere lavoratori di serie B. Anzi, siamo lavoratori al pari di quelli del pubblico. Noi vogliamo il rinnovo del contratto perché è scaduto da 12 anni e anche perché la vita, diciamo, è in continuo aumento anche a livello economico, i contratti sono fermi da 12 anni, per cui è ora di dire basta e di firmare, insomma, il contratto, quello che ci spetta. Una giovane infermiera, un'operatrice sanitaria, un professionista in pensione. C'erano tutti i volti della sanità privata veneta, chi la sta vivendo e chi l'ha vista nascere davanti alla casa di cura di Abano Terme nella giornata di sciopero per il mancato rinnovo del contratto. 11.000 dipendenti, 27 ospedali accreditati, 25 residenze sanitarie assistite e contratti fermi da 6 e 12 anni, spiegano i lavoratori. Oramai siamo in una situazione disperata, dico io, cioè non è possibile dal 2018 non avere un contratto della sanità privata rinnovato e non è possibile avere strutture residenziali che applicano i contratti AIOP, Pedaris, RSA ferme dal 2012, cioè è una situazione gravissima. Continueremo con le proteste perché questi lavoratrici e lavoratori hanno una dignità professionale e personale. Siamo stanchi che questi anni che sono passati senza rinnovo contrattuale vanno a penalizzare il potere d'acquisto e quello che i lavoratori si aspettano e deve essere giustamente riconosciuto. Turni massacranti, riposi non sostituiti, ore accumulate, straordinario non pagato e nelle strutture private questa cosa si è amplificata. L'assenza di un contratto è indecorosa, è proprio umiliante per i lavoratori. Non vi fermerete? No, questo è il primo momento, aspettiamo la convocazione di Aris e AIOP che non devono barricarsi dietro a pretestuose richieste che siano le regioni a farsi carico dei rinnovi contrattuali, è il primo momento e posso anche immaginare che si vada a fare uno sciopero generale di tutti i lavori della sanità privata con un corteo a Roma, però questo lo vedremo in futuro.